mi ha spinto la speranza, l'entusiasmo che vedo in tanti cittadini, che finalmente ci sia qualcuno che porterà avanti, diciamo, le loro istanze fino in fondo, senza paura e senza fare sconti. Danilo Narduzzi, già esponente della Lega Friuli Venezia Giulia, ex capogruppo del Carroccio e assessore all'agricoltura nella prima giunta guidata da Renzo Tondo, ha annunciato il passaggio al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. È una fase proprio di esplosione, io sono appena arrivato, c'è già gente che sta lavorando molto bene anche su Pordenone da tempo, in tutta la regione, e quindi lo stato di salute sicuramente è ottimo e può solo migliorare, dobbiamo solo dare un'organizzazione, una gestione razionale sul territorio. Una scelta che porta un ulteriore nome legato alla storia del centrodestra regionale, nel partito promosso dall'europarlamentare, che anche in Friuli Venezia Giulia sta avviando la propria fase costituente e raccogliendo adesioni tra amministratori ed ex esponenti politici locali. Mi avvicino e sono entrato in punta di piedi con umiltà per dare una mano, per sostenere chi già sta lavorando, per costruire progetti e dare spessore, se vogliamo, un po' anche grazie alla mia esperienza passata, a un partito che ha bisogno soprattutto adesso di massimizzare il consenso che il generale Vannacci sta portando, che però poi deve essere tradotto sul territorio in proposte anche locali. Tra i temi che l'hanno spinto a iscriversi al partito, quello della sicurezza. Delle nostre case, delle nostre città, è un tema che io avevo sollevato ancora anni or sono, mi ricordo con una proposta al tempo al ministro Maroni, ministro degli interni, per un corpo di polizia proprio dedicato alla gestione di questo fenomeno e poi anche il tema dell'identità, della cultura e diciamo così del rispetto delle nostre tradizioni, dei nostri valori che sono fondamentali per una società coesa, solidale e che abbia un futuro.